ARPA Friuli Venezia Giulia has launched the summer edition of Terra Rara, its quarterly environmental magazine, alongside the annual climate report for Friuli Venezia Giulia. The presentation was, however, marked by a dispute between regional councillor and glaciologist over the causes of climate change. Sì, oggi abbiamo presentato questa rivista trimestrale da parte dell'ARPA, vuole essere sempre più vicina ai cittadini, in un linguaggio diretto molto semplice, cita quello che è lo stato dell'arte della nostra laguna, anche del nostro mare, e quindi andiamo a dare tutte le informazioni possibili, dati scientifici avvallati appunto dal lavoro quotidiano che fa l'ARPA. Questo non ho idea, perché da quello che ha detto era condivisibile il fatto che il clima è sempre cambiato e l'uomo negli ultimi 150 anni ci ha messo del proprio per aumentare questo. Nella storia di miliardi di anni della Terra e nella storia più recente dell'uomo, è stato detto anche da questo signore, questo professore, dai titoli che ha elencato, che ne avrà sicuramente titolo per parlare, però ripeto, non ho capito il motivo della polemica, o gli sono antipatico oppure non ha capito bene quello che ho detto. Abbiamo formazioni diverse, io ho portato la posizione della ricerca scientifica su queste tematiche. In passato, nella storia climatica della Terra, il clima è cambiato tantissimo, tante volte in maniera più lenta, certe volte anche parossisticamente, in maniera rapida, ma sempre per cause riconducibili alla fenomenologia naturale. Adesso non sta più accadendo così. Terra Rara is the periodical publication of the Regional Agency for Environmental Protection that is issued every season, and in this season we deal with some topics that are relevant for the summer, for example the hail, but even the sea, and in particular with a focus on the noise under the sea. For the Segnale del Clima, this is the fourth year that we publish this important report. It's a report produced by several institutions that collects contributions devoted to the climate.